Bucciolina, che è il figlio del capo dei capi, che è il suo, non è obbligatorio, ha scontato la pena, adesso sta trascorrendo un periodo in una comunità di recupero. Lasciamo stare che comunque qualche settimana fa è arrivata una grandissima festa a Villa Barbieri, invitando i siciliani, se la sta spassando. Comunque, insomma, lui è arrivato qui a Padova, tra l'altro accolto da un alone sì, questo sì, da una grande pressione mediatica, erano tutti ad attendere all'aeroporto come se fosse una star, diciamo così, si è presentato anche con un abbigliamento che era proprio un abbigliamento particolare, adesso forse ai nostri occhi poteva sembrare un po' rotto, un po' tamato, però ha detto delle cose ben precise, ha parlato proprio di questa diciamo così, di queste peculiarità del sistema mafioso. Lui ovviamente non ha detto io sono un mafioso, eccetera, eccetera, però ha parlato appunto della realtà, i principi della famiglia, la figura del padre, ha detto che lui è una persona che rispetta i principi, poi certo bisogna capire quali principi rispetta, però e anche in questa sua gestualità, in questa sua forma, lancia dei messaggi, diciamo, dà una comunicazione, io credo sia molto più una comunicazione interna, una comunicazione dei suoi, tant'è che non è tutto casuale, fatto che lui sia venuto a Padova, c'è già una rete piuttosto solida che lo sta sostenendo, lo sta accogliendo. C'era stata anche recentemente un'intervista al figlio di Provenzano, se non sbaglio, che lì lui aveva lanciato dei messaggi particolari, poi l'avesse fatto sul servizio pubblico dicendo mio papà sta male, non posso più accettare. Cioè sono dei messaggi ben chiari riferiti a persone che devono capire, allo Stato, ma insomma anche ai suoi. E lo stesso ha fatto Bucciolina quando è venuto qua a Padova. Però per dire, poi c'è anche un'altra forma di comunicazione interessante, una cosa che questa fa un po' sorridere, ma in realtà è tragica. È proprio la vicenda Aspide, Crisci, questi camorristi, diciamo così, che venivano qua e prestavano soldi agli imprenditori nostri che avevano bisogno, poi se li andavano a riprendere in modo anche piuttosto violento, abbiamo visto le stampelle spaccate in testa all'imprenditore anziano davanti ai suoi imprenditori, appunto quello che aveva parlato prima, la pistola puntata alla tempia, eccetera. E loro in qualche modo rispondevano in codice tutto loro, quando c'è una scena curiosa che riguarda proprio uno di questi casi. C'è questo Crisci che va da uno di questi imprenditori e dice guarda io ti presto i soldi, ma stai attento che poi dopo quando io li vengo a riprendere ti faccio male, quindi sei sicuro che vuoi, dopo io ti sparo, se io solo abuso. Insomma, diciamo così, ci sono dei segnali, c'è una comunicazione che ci sono dei segnali dei quali bisogna stare molto attenti e questi potrebbero essere fumo. Grazie. Io dico che lo stereotipo è reale, ancora esiste, ma si scontra poi con la realtà. Avete sentito la vicenda di Domenico Zambetti, no? Che è l'assessore regionale della Lombardia. L'assessore regionale della Lombardia, uomo di Formigone, quindi il presidente della regione, lui è accusato e ammesso così, giustificando il fatto che non pensava che questi fossero dell''ndrangheta, ma anche insomma dell''ndrangheta lui ha ammesso di aver pagato 50 euro a voto, 4.000 voti che fanno 18.000 euro, cioè lui si è comprato 4.000 voti per la monica cifra di 200.000 euro. Dice non sapevo fossero 'ndranghetisti, capito, ma anche voglio dire, se erano dei poveracci, ti sei comprato dei voti, non va bene. Ecco. Abbiamo cioè una mentalità di corruzione, un fenomeno di corruzione che a nord si mischia poi con i reati mafiosi, chiaramente mafiosi, e questo è devastante, no? Che porta poi le mafie a non dover più sparare, ma semplicemente a pagare per entrare nel tanto potere. Allora capiamo che non può essere ridotto ad una questione, come dicevo prima, di ordine pubblico, di sicurezza, è un fenomeno molto più complesso, è un fenomeno con tante sfaccettature. Possiamo anche continuare, cioè le istituzioni possono anche continuare a ricorrere e a investire tutte le energie nella cattura dei
100 latitanti più pericolosi, ma il fenomeno non si limita a quello, nel senso che è molto più vasto ed è appunto composto da personaggi che non sono magari nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, ma sono insospettabili imprenditori di Reggio Emilia, di Milano o di Torino o di Padova. Un altro esempio che ci fa capire come ormai il fenomeno sia più nazionale e abbia assunto delle caratteristiche totalmente nazionali, appunto, di sistema paese, è una storia che riguarda una ditta di Reggio Emilia. Nel 2011 la prefettura praticamente ha uno strumento che è molto utile, cioè l'interdittiva antimafia. L'interdittiva antimafia serve a bloccare le aziende che lavorano negli appalti pubblici. La prefettura dice, grazie a un pubblico per forza che la prefettura dice questa azienda non può lavorare perché ha dei collegamenti con le organizzazioni mafiose, quindi stop a questa azienda. L'appalto, in questo caso il cantiere a Reggio Emilia è stato sigillato, sequestrato, quindi i reggiani stanno aspettando ancora questo benedetto tangenziale per colpa di queste ditte che hanno fatto affari con l''ndrangheta. Una di queste ditte è un SPA molto nota a Reggio Emilia perché è nata a Reggio Emilia, fatta da reggiani insospettabili che hanno sempre ottenuto appalti pubblici in tutta la regione, quindi lontani apparentemente dallo stereotipo, appunto no. La prefettura dice no, non solo le ditte del clan Grande Aracri, ma anche voi ci avete restituito il certificato antimafia perché voi siete condizionabili e state condizionati dall''ndrangheta. Quindi si è sospesa anche la ditta di Reggio Emilia, no? E non è solo la prefettura a dirlo, perché poi ci saranno anche i vari ricorsi che perderanno fino al Consiglio di Stato dove hanno perso. E quindi come spiegare un fenomeno di questo tipo quando vengono a mancare appunto quelle strutture e quegli stereotipi? Bisogna semplicemente ripensare a cosa diventa il fenomeno mafioso, anche ragionando in termini di cambiamento di alcune norme, di alcune leggi, no? Per inquadrare meglio questo fenomeno, perché la legge che definisce la situazione mafiosa è stata una rivoluzione in Italia, è un'ottima cosa, ma oggi per esempio al nord non si riesce ad applicare perché ha delle caratteristiche proprio a volte completamente diverse, che riesce a insinuarsi ed è meno evidente, tanto che il procuratore capo di Bologna, che è una persona molto esperta nel settore dell'antimafia, nel campo antimafia, una vita passata a combattere Cosa Nostra, adesso è stato a Bologna, la prima cosa che ha detto è stata questa, cioè qui a Bologna io faccio molto più fatica a fare le indagini, perché a Bologna e in Emilia Romagna tutto si confonde, cioè non si distingue più nettamente il bene dal male. E quindi chiaramente fare le indagini comporta andare a inserirsi anche nel tessuto emiliano, non più nel tessuto degli emigrati, e quindi andare a scardinare proprio un sistema che ha portato anche alla ricchezza nella zona. Quindi sì, cioè, la prima cosa da fare secondo me è lavorare proprio sull'abbandono di questi stereotipi e ragionare in maniera complessa, cioè cominciare anche a sentirsi anche dai punti deboli, no, di questo paese, e cominciare a sentirsi però un paese assolutamente unito, cioè unito nel male ma anche nel bene, proprio partendo appunto dall'analisi del male, cominciare a sentirsi appunto un'unica cosa e ragionare proprio come unico corpo, no? E capire che sì, il fenomeno mafioso è una cosa che esiste in tutta Italia e che ha caratteristiche diverse in ogni regione probabilmente. Voi pensate che c'è un'indagine di Catanzaro che farà molto discutere, adesso ci sono state delle perquisizioni eccetera, ma i magistrati di Catanzaro scoprono praticamente che uno di questi 'ndranghetisti che vive a Roma da decenni entra addirittura degli uffici di Montecitorio, no? Per discutere appunto del appalti. Lui è tale Tripodi, un insospettabile assolutamente, però fa parte del
clan Mancuso, cioè uno dei più potenti dell''ndrangheta a livello mondiale, perché questi Mancuso trattano poi con i sudamericani, insomma, quindi fanno da una parte il lavoro sporco con il narcotraffico, ma dall'altra parte sono assolutamente insospettabili imprenditori che riescono appunto ad entrare in queste sale del potere a trattare gli appalti, e non magari gli appalti, perché a Roma si va, come diceva un magistrato, ho detto di solo per le mi diceva, a Roma si viene non solo per gli appalti da fare a Roma, ma da fare in tutta Italia, perché Roma è dove c'è, dove ci sono i palazzi del potere, c'è, come dire, la gestione appunto economica. Grazie.